Criticità, valori e prospettive future della filiera della carne bovina, e questo è il titolo dell'incontro organizzato da Azove al Crown Plaza di Limena in provincia di Padova. Azove è l'organizzazione dei produttori di carne bovina del Veneto, nata nel 1973, conta 150 soci per una produzione di 50.000 bovini all'anno e un fatturato di 140 milioni di euro. Tra gli argomenti trattati c'è la diminuzione dei consumi di carne, scesi a meno di 20 kg annui pro capite. Questo è determinato dalla minore disponibilità di spesa delle famiglie italiane, ma anche da nuovi stili di vita e alimentazione, che hanno tolto questo alimento dalla dieta, come i vegetariani e vegani. Parte di responsabilità è da individuare anche negli attacchi che la carne e il sistema di allevamento stanno ricevendo nell'ultimo periodo. I nostri produttori, spiega Fabio Scomparin, presidente di Azove, si sono adeguati a tutti gli standard per il massimo benessere animale. I nostri allevamenti hanno aumentato metri quadri a disposizione per ogni singolo capo, tolto Ethernet dalle coperture e inserito sistemi moderni di ventilazione, tutto questo per garantire benessere animale e qualità, afferma il presidente di Azove. Altra criticità emersa durante l'incontro è rappresentata dalla concorrenza della carne estera. Prodotto straniero entra in forma anonima in Italia a prezzi decisamente più bassi dei costi di produzione della carne bovina veneta, e quando il consumatore va a fare la spesa non sempre sa quello che compra. Azove confida anche nel marchio qualità verificata. Questo momento di confronto promosso da Azove si è svolto a margine dell'Assemblea dei Soci, che ha approvato un bilancio 2015 positivo con un più 15%. Il presidente Scomparin ha espresso moderata soddisfazione, consapevole del momento difficile che sta attraversando il settore.